Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Pordenone Regge entra nel vivo. Oggi tanti incontri di spessore in vista di un weekend ricchissimo, anche se continuano a tenere banco le polemiche dopo le parole del sindaco Alessandro Ciriani. Sentiamo che aria si respira in città. Diamo la linea al nostro Daniele Micheluz. Buongiorno da Pordenone, la terza giornata di Pordenone Legge, il Festival del Libro con gli autori. Vedete insomma che alle mie spalle proseguono i preparativi, perché anche qui insomma in piazzetta di San Marco si stanno preparando gli appuntamenti per la giornata di oggi, una mattinata che è stata dedicata alle scuole come di consueto, con tanti appuntamenti in varie zone della città per i ragazzi delle primarie, delle scuole medie e superiori. Continuano però a tenere banco le polemiche dopo le dichiarazioni del sindaco Alessandro Ciriani, che al termine dell'inaugurazione è uscito dal Teatro Verdi dicendo insomma che si sono trattati dei temi banali, del politically correct, e che l'inaugurazione, come è accaduto anche negli anni precedenti, non ha portato niente in più. Insomma, quindi pur sostenendo l'organizzazione e riconoscendo l'importanza di questa manifestazione, ha chiesto ai curatori un cambio di passo per le prossime edizioni. I curatori, Gianmario Villalta, che è il direttore artistico, assistito da Valentina Gasparetti e Alberto Garlini, per il momento hanno preferito non replicare, dicendo che insomma daranno una risposta eventualmente a festival concluso, ma intanto si deve continuare a pensare al festival in corso, ai tanti appuntamenti che ci sono anche oggi e che verranno organizzati qui in città, tanti big che continueranno nella giornata di oggi e soprattutto nel fine settimana, tradizionalmente insomma riservato ai grandi nomi, soprattutto al Teatro Verdi. Noi intanto oggi abbiamo raccolto un po' di immagini, un po' di testimonianze, vi facciamo sentire adesso le parole di uno dei protagonisti di oggi e poi la linea può ritornare allo studio. Davide Rondoni, scrittore, drammaturgo, poeta, molto noto di Pordenone Legge perché è una presenza fissa. Questa edizione di Pordenone Legge è partita insomma con qualche polemica anche da parte del primo cittadino. Ecco, lei cosa ne pensa a riguardo? Ma penso che Silvia Vallone, che è una ragazza che conosco da sempre perché veniva nel mio studio quando aveva 18 anni per cercare ascolto, ha consigliato ai giovani di leggere un libro di poesie che è stato fatto grazie a due uomini, al sottoscritto e a Giuseppe Conte. Poi farle femministe adesso sono abbastanza di moda e anche abbastanza così cool, diciamo. Il sindaco mi sembra abbia detto: se dobbiamo trovarci a fare una manifestazione per dire cose ovvie è inutile trovarsi. Il problema ovviamente non è Pordenone Legge, che è una manifestazione bellissima, io credo sia la più democratica che c'è in Italia. Credo che sia un problema della cultura italiana, questo sì, che la cultura italiana ha bevuto in questi 2 anni qualsiasi cosa dettata dal potere, tranne rare voci, tra cui il sottoscritto. Gli intellettuali non hanno fatto domande, non hanno fatto questioni, questo è un problema. Come si può risolvere? Beh, innanzitutto non rinunciando alla libertà, perché se un intellettuale, uno scrittore, un poeta rinuncia alla libertà in nome del comodo, del numero, eccetera, la cultura non serve più a niente. La cultura è incontro, a Pordenone ci si incontra tra persone diverse, con anche visioni del mondo diverse. Se bisogna arrivare a un mainstream comune comodo è inutile farlo, ma credo che non si faccia solo questo qui. Ma la cultura viene generalmente etichettata come di sinistra. No, questa è una palla, la cultura non è né di sinistra né di destra, la cultura o è libera o non è. Certo, ci sono dei luoghi comuni da tutte le parti. Credo che sia questo il problema della cultura italiana: molto borghesismo, molto paraculismo, più che destra-sinistra. Per quanto riguarda invece questa Pordenone Legge è ritornata finalmente insomma, in presenza, senza le mascherine, insomma, è bello, insomma, si ritorna un po' al vero spirito di questa manifestazione. No, io stimo molto Pordenone Legge, a parte l'amicizia con i direttori, perché credo sia veramente la manifestazione più democratica e più vivace che c'è in Italia. Non solo dà molto spazio alla poesia, questo è già un segno di libertà, perché quando si dà spazio alla poesia si dà spazio a voci libere, quindi questo Pordenone lo merita e credo che Dio salvi Pordenone, non la regina. Per quanto riguarda il suo libro, invece, Il concerto del Viale dei Lecci, che storia ci racconta? È una storia che mi hanno chiesto gli amici di Aboca, in questa loro bellissima iniziativa del Bosco degli Scrittori, di fare un libro che partisse dagli alberi. Io abitavo da bambino in un viale di alberi di Lecci, in una città strana che è Forlì, che è la città che ha dato i Natali al Duce, ma anche all'ideologo delle Brigate Rosse, e dove mio nonno passeggiava. Quindi è un libro sul potere, sulla famiglia, sulla storia grande e sulla storia piccola.
Abbondanti precipitazioni sono in corso da questa mattina in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona dell'Isontino. Brusco calo delle temperature in montagna. Un migrante è stato salvato dalla piena dell'Isonzo a Sagrado, e proprio a Sagrado si trova Davide Vicedomini che ci aggiorna in diretta. A te la linea. Buongiorno Alexis, il sole splende su Sagrado in questo momento, ma resta l'allerta meteo in tutto il Friuli Venezia Giulia, almeno fino alle 24. Allerta che è scattata da mezzanotte di oggi, anzi è stata prolungata, per cui ci sono stati notevoli disagi proprio per il maltempo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Forse l'immagine più emblematica è questa che vi facciamo vedere insieme al nostro Paolo Bassi. Ci troviamo a Sagrado, come vi ho detto, strada regionale 305, confine con Gradisca di Isonzo. Ci troviamo sul fiume Isonzo e sembra quasi incredibile perché 15 giorni fa parlavamo di siccità, invece questa è la situazione. 6 metri ha raggiunto il livello dell'acqua, come ci dice anche la stessa protezione civile, quindi un primo stato d'allerta. E qui più in basso, magari vi facciamo vedere anche le immagini, alle mie spalle c'è un pilone dove aveva trovato come giaciglio improvvisato un migrante prima di essere salvato proprio dai vigili del fuoco. È andato fortunatamente bene, è stato soccorso, però vedete il fiume è molto impetuoso anche perché soffia vento. Perché si è alzato così tanto il fiume? Perché più in là, dove anche il cielo è anche più plumbeo, come potete anche vedere, c'è la Slovenia, dove è piovuto tantissimo in questi giorni e quindi l'acqua si è scaricata direttamente qua, nella provincia di Gorizia, proprio sul fiume Isonzo. Provincia di Gorizia che rimane monitorata, come rimane monitorata anche la provincia di Udine per quanto riguarda l'allerta meteo, e stiamo a vedere come andrà appunto l'evoluzione climatica. Per adesso sembra quasi tutto sotto controllo, quasi tutto, perché ovviamente vedere così il fiume proprio in questo momento, vedete anche i tronchi che vengono portati direttamente, vedere la vegetazione più distante che viene inghiottita in questo modo dal fiume, certo non fa rassicurare, immagini che ci riportano indietro nel tempo che non vivevamo da tempo, proprio per la siccità. E da Sagrado è tutto. Alexis, ti restituisco la linea. Grazie a Davide e a Paolo per questo aggiornamento da Sagrado. Andiamo a Udine, Piazza Libertà, dovrà attendere ancora il restauro della Statua della Giustizia. Il colore oro da autorizzare per dipingere alcune parti della statua rimane sempre il tema del contendere tra amministrazione comunale e soprintendenza, e si continua a suon di ricorsi al TAR. Vediamo. Statua della giustizia, o a questo punto la dobbiamo chiamare statua della discordia? Siamo con il sindaco Pietro Fontanini proprio sotto la statua per la quale si attende un restauro, e c'è questa sorta, no, di batti e ribatti, insomma, fra la soprintendenza e l'amministrazione comunale. Allora, cosa sta succedendo? Avete presentato un ennesimo ricorso. Sì, perché abbiamo avuto ancora una volta la negazione, il diniego per poter dorare in pratica questa statua. Noi vorremmo dorare, come era storicamente avvenuto nel 1600, la corona, la bilancia e la spada della Statua della Giustizia. La sovrintendenza non è di questa idea perché hanno fatto un restauro ancora circa 10 anni fa e non hanno trovato tracce di doratura. Però noi abbiamo un documento che è depositato nella biblioteca Ioppi che parla in pratica di un conto spese nel 1600 quando il comune pagò in pratica per la doratura di questa statua. Quindi noi vorremmo ripristinare quello che riteniamo sia una cosa storica, anche perché l'angelo del castello è dorato, c'è una meridiana anche qui in piazza che è dorata, l'orologio del Giovanni da Udine è dorato, non riusciamo a capire perché non si possa adorare la corona di questa benedetta statua della giustizia. Ecco perché abbiamo fatto un ulteriore ricorso al TAR per
affinché ci sia permesso di poter dorare e fare questo lavoro. Ma non avevate già vinto un ricorso a suo tempo? Ecco, perché la storia è veramente è infinita. È una storia abbastanza lunga, avevamo vinto in prima istanza il ricorso, poi la sovrintendenza ha fatto ulteriori rilievi e ci ha negato ulteriormente di poter procedere. Di fronte a questa impossibilità noi siamo obbligati quindi a rivolgerci ancora al Tribunale amministrativo regionale per poter fare questo lavoro. Tra l'altro un lavoro che non sarà a carico delle casse comunali, perché abbiamo già lo sponsor che si assume l'onere per fare la doratura di questa Statua della Giustizia. Ecco, Statua della Giustizia che sarà appunto restaurata da chi? Perché lei mi ha parlato di privati. Sì, sappiamo che questa città ha già avuto grossi aiuti, grossi benefici dall'industria Danieli. In pratica la Danieli si è dimostrata disponibile a assumersi in pratica gli oneri per questo lavoro. Solo che mi pare di capire che si dovrà attendere ancora un po' di tempo, perché tra il pronunciamento del TAR poi se la soprintendenza ritorna nuovamente a presentare ricorsi su ricorsi. Io spero che la sovrintendenza colga un elemento storico come questo documento che noi abbiamo comprovato, anche perché ritengo che dorare questa statua nelle parti metalliche stiamo parlando sia un abbellimento, sia qualcosa di bello. In questi giorni stiamo vedendo ad esempio a Londra e nei monumenti inglesi tantissime dorature, e sono degli abbellimenti che creano bellezza a questi monumenti. Io penso che anche a Udine ci sia la possibilità di avere questa doratura per questa statua. Speriamo che sia la volta buona. Io faccio un appello anche poi alla sovrintendenza, se il TAR dovesse darci ragione, di lasciarci fare questo lavoro. Insomma, chiudiamo la vicenda lì con questo ulteriore ricorso. Ma speriamo di poterla chiudere, questo è l'auspicio che fa il sindaco di Udine, poi dipende sempre dalla giustizia, è la Statua della Giustizia e noi dovremo ottemperare alle decisioni della giustizia. Bene, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea. Recupera e respira. Il primo progetto del genere nell'Unione Europea coinvolge 408 farmacie del Friuli Venezia Giulia, regione che apre la strada all'iniziativa a livello nazionale. Consiste nella raccolta di inalatori esauriti che i cittadini dovranno consegnare in farmacia perché possono essere smaltiti in modo corretto. Parte dal Friuli Venezia Giulia e coinvolge 408 farmacie della regione il progetto nazionale Recupera e respira, il primo nell'Unione Europea che invita i cittadini a portare in farmacia gli inalatori esauriti perché siano raccolti e smaltiti in modo corretto. L'iniziativa è promossa da Chiesi Italia con lo scopo di raggiungere una neutralità carbonica entro il 2035. L'impegno di Chiesi Italia per il pianeta fa parte di un impegno all'interno del gruppo Chiesi, che fa parte di un piano strategico molto importante in cui l'obiettivo è diventare carbon neutral per il 2035, quindi risolvendo quelle che sono le problematiche di emissioni dirette e indirette. Noi ci occupiamo di malattie respiratorie. Le malattie respiratorie molto spesso sono correlate anche alla qualità dell'aria che respiriamo e siamo convinti che questo progetto importante possa dare un contributo per migliorare la qualità dell'aria. La raccolta al patrocinio della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, del Sindacato Autonomo dei Medici Italiani, della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e si avvale della collaborazione di Federfarma attraverso le farmacie aderenti. È il luogo di dispensazione di ogni farmaco, quindi il luogo naturale dove il paziente, il cittadino può trovare consiglio nell'utilizzo dei farmaci, ma anche consiglio per quanto riguarda il recupero e il fatto di riciclare tutti gli erogatori una volta che sono esauriti. Il progetto Recupera e Respira è un'opportunità per le farmacie del Friuli Venezia Giulia, è un progetto innovativo a cui hanno aderito il 94% delle farmacie. E questo denota la straordinaria sensibilità dei colleghi a cui va il mio ringraziamento. È un progetto che ci coinvolge su un tema particolarmente caro, che è il tema dell'ambiente, sempre più connesso col tema della salute. La farmacia ha dato anche in questa emergenza sanitaria prova della sua capacità
di offrire una risposta ai bisogni dei cittadini, e questo progetto non va altro che ad amplificare, quindi a sviluppare questo tema su nuovi temi e su nuovi settori. Gli inalatori raccolti saranno inviati al termovalorizzatore certificato di Spilimbergo per poter smaltire anche il propellente residuo, ottenendo in più un recupero di energia elettrica. Serata speciale all'Aerobase di Rivolto con protagonista Mauro Ferrari. In dialogo con la giornalista Martina Del Piccolo ha presentato il suo libro Infinitamente grande, infinitamente piccolo. Oltre 400 persone hanno preso parte all'evento. Suggestivo scenario, quello dal palco installato dinanzi ad una aviorimessa dell'aeroporto di Rivolto, con 400 spettatori arrivati per un concerto di blues intrecciato a racconti e vissuti di Mauro Ferrari, genio a tutto tondo e motivo di orgoglio per la città di Udine e del liceo Stellini, dove ha mosso i primi passi da studente negli anni 70, prima di diventare a pieno titolo cittadino del mondo per essersi affermato nella ricerca sulle nanotecnologie applicate alla cura dei tumori. Alle note della Rhythm and Blues, band di Cividale che lo ha accompagnato ai canti intrecciati a letture e commenti su valori e suggestione della base aerea di Rivolto, ad opera della giornalista presentatrice Martina Del Piccolo, i promotori di Infinitamente Blues, titolo dell'appuntamento organizzato dal Secondo Stormo con Comune di Codroipo e Caffè Letterario Codroipese, in collaborazione con l'Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Codroipo, hanno voluto abbinare una raccolta fondi per la ricerca sui tumori al seno con presentazione di Infinitamente piccolo, infinitamente grande, io, la nanomedicina e la vita intorno, ultimo libro di Mauro Ferrari uscito per Mondadori lo scorso febbraio. A rendere gli onori di casa sull'evento, con il comandante del Secondo Stormo Marco Bertoli e del comandante delle Frecce Tricolori Stefano Witt, sono intervenuti il sindaco di Codroipo Guido Nardini con la presidente del Caffè Letterario Codroipese Luisa Venuti e l'omologa dell'Andos Patrizia Venuti. Nel suo libro Mauro Ferrari, che oltre ad avere svolto i ruoli di accademico, ricercatore ed imprenditore, ma è anche cantante e strumentista di sassofono di origini padovane, mescola le discipline giocando con le parole a disposizione per trasmettere sempre lo stesso pensiero. Bisogna amare la vita e lasciarci vivere da lei. Il dolore, l'abbandono, la perdita sono comuni a tutti. Saperli gestire e trasformare in qualcosa di nuovo è il segreto di pochi e lui è uno di questi. Appena trentenne ha visto morire di cancro l'amatissima moglie senza poterla salvare e da allora si è dedicato alla ricerca di una cura efficace contro la metastasi e con una squadra di giovani biologi, matematici, medici, ingegneri e chimici arrivati all'Università di Berkeley in California da tutto il mondo ha inventato la nanomedicina, un sistema per veicolare il farmaco direttamente nelle cellule malate, rivelatosi gigantesco passo avanti nella terapia dei tumori. Seconda stagione del Teatri Stabil Furlan, la presentazione si è tenuta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Si tratta di 6 spettacoli distinti da qualità ed una visione contemporanea e trasversale della messa in scena. Vediamo. 6 appuntamenti, ce le racconta, come sono strutturati, quando partiranno? Dunque, è difficile raccontarvi in poco tempo 6 appuntamenti che tutti meriterebbero un approfondimento e una spiegazione. Diciamo che la seconda stagione teatrale del Teatri Stabil Furlan mette insieme 6 appuntamenti, di cui 3 sono produzioni della struttura e 3 sono ospitalità. In questo senso mi sembra che faccia un bel servizio in generale sia alla città sia agli artisti della città. Una prima parte è dedicata a Pasolini, ecco, forse parliamo di questo. Il 2022 è l'anno del centenario e anche grazie alla collaborazione col Centro Studi Pasolini riusciamo a presentare 3 lavori. Uno si chiama Rosada ed è una bellissima commistione fra teatro e danza, prodotto dalla compagnia di danza contemporanea Area Area, con al Giardino Morpurgo il 1° ottobre. Adesso è difficile veramente usare poche parole, diciamo che è una cosa strana, mai vista. I danzatori spesso hanno posto la questione: sì, ma il friulano, come facciamo a fare danza contemporanea in friulano? Ecco, dentro questo lavoro c'è danza contemporanea affiancata almeno alla lingua friulana, alla lingua di Pasolini, e quindi questa cosa funziona.
Gli altri 2 appuntamenti sono la ripetizione di uno spettacolo che ha debuttato a Mittelfest quest'anno, Mittelfest 2022, realizzato in collaborazione con loro, che si chiama Rosada e che racconta, diciamo, la fascinazione per la lingua friulana di Pierpaolo Pasolini. E il terzo progetto al quale teniamo molto è una produzione del Teatro Stabile Furlan, si chiama Se vivrò dovrò pure tornare, e racconta quel periodo storico in cui Pierpaolo Pasolini è entrato in contatto con l'autonomismo friulano, non un autonomismo amministrativo, ma un autonomismo poetico, un autonomismo linguistico, culturale, e Pasolini per un breve ma molto intenso periodo si è occupato di costruire una identità friulana che ancora oggi è valida. Ecco, di questo parlerà questo spettacolo attraverso un lungo racconto che parte da quegli anni e arriva fino a oggi attraverso generazioni di donne, andare, tornare, restare, litigare, sentire l'appartenenza o non sentirla, e fino ai giovani d'oggi che pare, dicono gli ultimi studi, stanno riscoprendo le identità particolari, peculiari. Dico questa parola perché la parola peculiare è molto importante all'interno del lavoro. Sindaco, riparte la stagione del Teatro Stabile Furlan, è un appuntamento importante per la città e non solo. Sì, è importante per la nostra lingua, per la nostra cultura. Io sono contento di questo programma che è molto incentrato sulla figura di Pierpaolo Pasolini, con alcune opere tra l'altro inedite come La Morteane, che è una cosa riscoperta un po' da Somaglino, quindi una cosa molto interessante. Quindi siamo contenti perché ancora questa realtà che il Comune ha voluto con forza, ma insieme al Comune la Filologica, l'Arlef, la Nico Pepe, insomma tante belle realtà che operano nella nostra città, hanno animato e continuano ad animare con questa stagione che ha 6 appuntamenti e inizia fra poco, e quindi siamo contenti, insomma, di questo bel cartellone. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.